Nel molo Icnusa del porto di Cagliari sono iniziate stamattina le operazioni di sbarco dalla nave norvegese Siem Pilot dei 900 migranti recuperati nei giorni scorsi dal dispositivo aeronavale internazionale che opera nel Mediterraneo centrale sotto la direzione della Guardia Costiera italiana. Si tratta di 740 uomini, 102 donne, di cui 8 in stato di gravidanza e 58 minori. Dalla Siem Pilot è stata sbarcata anche la salma di un uomo deceduto nella traversata dalla Libia. I migranti, in maggioranza di nazionalità bengalese, sono stati recuperati in 8 distinte operazioni di soccorso mentre tentavano di approdare sulle coste italiane a bordo di 5 barchini e 3 gommoni. Sono stati recuperati e trasportati a bordo del mercantile norvegese. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto, mentre la Prefettura di Cagliari, la Questura e la Protezione Civile regionale si sono occupate delle operazioni di prima accoglienza con le visite mediche e le operazioni di fotosegnalazione. Quindi si procederà al trasferimento dei migranti nei centri di accoglienza. 428 profughi sono destinati alle strutture del Cagliaritano, 273 a quelle del Sassarese, 117 a quelle del Nuorese e 84 a Oristano. Il trend degli sbarchi anche nel 2017 non sembra subire rallentamenti. Se nel 2016 erano stati 180.000 gli immigrati approdati in Italia, il Ministero dell'Interno ha fatto una proiezione che porta il totale per il 2017 a 230.000 unità, con una crescita di oltre il 30%. Da qui la necessità di distribuire la nuova ondata di profughi su tutto il territorio nazionale. E con questo trend di sbarchi anche il numero di quelli destinati ad essere accolti in Sardegna è destinato a crescere. Anche per questo le prefetture sarde insieme all'Anci Sardegna stanno accelerando le procedure di implementazione del progetto SPAR, che prevede un'accoglienza diffusa fatta di piccoli numeri e su base volontaria da parte dei comuni.